Una proposta che tende a riportare equità e giustizia su un regime che vede un carattere previdenziale tra pari operatori della stessa azienda e potremmo anche dire in modo un po' azzardato dello stesso settore, che però vedono a qualcuno il riconoscimento del lavoro usurante, quindi un trattamento previdenziale e pensionistico anticipato, e a qualcun altro no. Parliamo su un mondo di autoferrotranvieri fatto a carattere nazionale di immagino centinaia di migliaia di persone, mentre questi sono una specificità a stretto giro nelle zone lagunari dove ci sono pezzi di acqua serviti dal servizio pubblico locale, quindi Laguna di Venezia, Lago di Garda piuttosto che altri pezzi lagunari, e che vedono questa disparità tra un soggetto e l'altro. Quindi parliamo forse di 1500 persone a livello nazionale, per essere generosi. Questo ci fa pensare che è un errore proprio per questo, perché una legge che lascia fuori 1500 persone tagliando il numero in termini di massima non può essere una legge dedita al risparmio, ma una legge che non ha considerato che il trasporto pubblico locale non si fa solo su ferro, su gomma o su fune, ma si fa anche su acqua. È una battaglia, è una di quelle istanze che la FILT CGIL ha sempre portato avanti nei vari settori laddove ci sono lavori in cui lo stress psicofisico di chi opera è uno stress alto ed è uno stress che porta appunto ad avere un'usura. È una proposta che da tempo l'aspettiamo, perché si tratta di sanare una ingiustizia che nasce da lontano, ma che in qualche modo deve trovare assolutamente con questa proposta di legge il giusto riconoscimento agli internavigatori. È una proposta che vuole portare equità all'interno di lavoratori che hanno lo stesso contratto, quindi non possiamo che essere favorevoli a questo tipo di proposte. Sono anni che se ne parla, sono anni che si cerca di equiparare tutti i lavoratori che hanno lo stesso contratto per andare in pensione allo stesso modo, insomma, per avere gli stessi requisiti pensionistici. Speriamo sia la volta buona.